Vi ho voluti qui per mostrare a tutti lo stato dei luoghi. L'arcivescovo cardinale Francesco Montenegro non sa più cosa fare per tenere desta l'attenzione sui rischi che corre la Chiesa Madre di Agrigento. Ha convocato i giornalisti questa mattina per far vedere in che stato è lasciata la Chiesa, che rischia davvero di crollare sotto il peso delle promesse di politici che si sono solo riempiti la bocca per poi lasciare trascorrere il tempo inesorabilmente. Politici della regione siciliana, a cominciare dal presidente Rosario Crocetta. Ed eccole le immagini della cattedrale di San Gerlando. Sono immagini che si commentano da sole, che dovrebbero fare arrossire di vergogna la stessa classe politica regionale, quella chiamata in causa anche questa mattina. Questa mattina era presente anche il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, il quale ieri aveva diffuso una dichiarazione chiedendo delle immediate soluzioni per la cattedrale. Firetto ha scritto una nuova lettera al presidente della regione Crocetta, al Dipartimento della Protezione Civile e a quello dell'Ambiente. Lungo il costone della cattedrale scivola piano piano il simbolo di Girgenti, scivolano gli atti ufficiali e i vari rimpalli di competenze, scrive Firetto, e lo sguardo va a quel timer che segna il tempo perduto, 6 anni e 7 mesi. Un tempo lunghissimo. Si affollano i ricordi dei soliti discorsi, dei perenni tavoli ipocriti. Da un lato c'è la gara per la messa in sicurezza della cattedrale che presto andrà a buon fine, dall'altro c'è un piano instabile, senza progetto, conclude Lillo Firetto. Nei prossimi giorni intanto verrà traslata dal luogo dove è sepolta la salma di Monsignor Petralia. Si tratta di un intervento necessario visto che la tomba dell'ex vescovo di Agrigento si trova in uno dei punti critici soggetti a scivolamento. La Regione doveva stanziare dei fondi per permettere alla Protezione Civile di elaborare un progetto per indire una gara europea, di evidenza europea, per provare a trovare una soluzione alla stabilizzazione del colle. I politici, Don Franco, stanno avendo almeno il pudore di non inserire nei loro programmi elettorali la cattedrale, almeno finora. Non lo so, questo non parlo né di pudore né di impudicizia, dico soltanto questa è la situazione. È chiaro che le decisioni non le posso prendere io, è chiaro che qualcuno dovrà prendere le decisioni. Chi dovrà essere o chi doveva essere, vedremo. Importante la presenza, sindaco, sua oggi qui alla cattedrale. Noi viviamo una situazione che è paradossale. Da un lato, bisogna fare chiarezza in questo senso, da un lato abbiamo partecipato al bando dell'assessorato infrastrutture sulla linea dei beni culturali di tipo religioso e il finanziamento c'è la gara d'appalto, si completa. Verosimilmente, salvo ricorsi che possono comunque starci, dicembre potrebbe essere l'avvio del cantiere per ciò che riguarda il corpo di fabbrica. Ciò che rimane in piedi però è il dramma del colle che scivola, sul quale vi era il percorso individuato dalla Regione Siciliana da 2 anni, percorso che è stato messo in discussione 6 mesi fa, a seguito di nostre sollecitazioni che dicevamo ma perché non vi muovete visto che i soldi li avete e dovete semplicemente operare. Oggi dove siamo arrivati? Siamo arrivati che si rimette in discussione ciò che fu stabilito 1 anno e mezzo fa e quindi da una parte l'assessorato al territorio e ambiente, dall'altra parte la protezione civile che hanno i soldi e per un problema di competenze non operano ciò che era stato previsto dovesse avvenire, cioè la gara d'appalto di livello europeo per la progettazione di messa in sicurezza del colle.